Voglio, ma vi aiuta a vincere una scommessa. Essendo che io voglio a Capri, perché non sono mai andato, però non tengo manco un euro, praticamente ci sta un'agenzia di viaggio, un'amica nostra che si chiama Anna Furore, l'agenzia Furore Viaggi, ho pensato di fargli una proposta. Allora, tu Anna Furore ci paghi il viaggio a Capri per un giorno se noi riusciamo a superare delle prove. Voglio che prova le decidete voi. Le prove che devo superare scrivetele qua sotto a questo video, nei commenti. Noi poi selezioneremo le più originali, quelle più divertenti e le dobbiamo superare. Se invece non riusciamo a superare queste prove, purtroppo ma pigliamo che ci soldi e ci va passare una da capo. Riusciranno i nostri eroi a vincere la scommessa? O faranno faticchia e arrofunderanno una cosa sorda? Voglio la sfida sta per iniziare, seguitemi. Siamo qui fuori da Furore Viaggi, a via Pablo Picasso, Pianura. Ora andiamo a prendere i biglietti per Capri, domani partiamo e oggi vi faccio sapere tutte le scommesse, tutte le prove che dobbiamo superare, ok? Andiamo. Scusa, ha detto bene? Sì, tutto a posto. Tutto a posto, dove sono i biglietti per Capri? Ce li hanno. Ah, ce li hanno? Okay. No, c'era Alessandro. C'è Alessandro, sai che stanno passando che la... Eccoli qua, i biglietti per Capri. Io volevo sapere una cosa, soprattutto questi biglietti, voglio sapere quanto il costo di questi biglietti, così che casomai stiamo a perdere, voglio sapere quanto rifundiamo. Eccolo qua. Te Consegno. Allora ragazzi, la consegna è avvenuta, i biglietti per Capri sono qui, offerti dall'agenzia Furore Viaggio, lo voglio ripetere perché Anna è stata gentilissima ad accettare questa scommessa e io spero che Anna Martin, generalmente sto avendo un po' paura, però consacriamo questa cosa con una stretta di mano, vabbè? Eccolo qua, è andata. Hey brother, there's another sick of my mind turning. The sun will rise and light in your eyes. The fire keeps on burning. Buongiorno ragazzi, la sfida è iniziata e noi già stiamo perdendo un traghetto per Capri. Voglio farvi vedere le immagini del traghetto che sta partendo, perché praticamente non so cosa è successo, abbiamo mandato il nostro Domito alla biglietteria perché non so, i biglietti non dicono che mai a biglietteria non ci capito buono. Comunque è partita così la sfida, però noi siamo sempre belli fiduciosi e ottimisti, vedremo cosa succederà. Giusto il tempo, voglio facciamo partire giusto. Ok, inizia la sfida. Vai. Ma per stamattina quante figure di merda azzeccheremo ragazzi, stamattina con tutta una. Comunque l'importante è che ci abbiamo fatto più ragazzi, sinceramente per 2 minuti giusto, quindi benissimo. Sembrava cominciata male, invece è cominciato col verso giusto. Ti sconfiggerò e non pagherò mai questo viaggio, ricordate. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Faresti l'amore con me? Vorresti fare l'amore con me? Faresti del sesso con me? Faresti l'amore con me? Una pregunta soltanto. Sì. ¿Tú quieres hacer el amor conmigo? Una vez. The bigger they are, the harder they fall. This bigger than boys, a diggity dog. I have them like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Face down. Dai, dimmi di sì. No. Perché? Ma così? Al volo? No. Perché? Perché no? Ma una sveltina! Ma stai scherzando? Ma 2 bottarelle! Ma stai scherzando? Ti giuro, lo dico davvero! Aspetta, scusami un attimo. Vieni un attimo. Vieni un attimino, vieni. Me lo metti dentro per piacere. Me lo metti dentro per piacere, aspetta. Going down, yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night
siccome noi ci conoscete, noi siamo dei grandi taccagni, dei grandi pidocchi, siamo proprio sparagnamo Pietro la funicola, ci stiamo facendo a fare. Vabbè, però c'è la cima, tranquilli ragazzi, noi siamo ragazzi in forma, che comunque praticano il divanesimo, quindi figurate. Vorrei un'informazione se è possibile. Vuoi sapere dove sta il porto d'Ischia se è possibile? Allora, il porto d'Ischia sta proprio a quell'altro lato, guardi, se va, ma non guardi, non si vede. A me mi ha detto di là. Deve andare, deve tornare in piazza. Per il porto d'Ischia deve tornare di nuovo in piazza. Castello Aragonese? Sì. Ma che lo cucina? No, il Castello Aragonese. È a Ischia il Castello Aragonese. Ma hanno detto a Capri, ma hanno detto a me. E se potuto capire vedevo il Castello Aragonese. Qua un castello, però un castello è della piazza. Ah, siamo a Capri! Qui è Oh Capri, Gesù, ha Gesù! sbagliato isola. Ho sbagliato isola, mannaggia, la miseriaccia! Il sole non ci trovavamo. Ma lei sicuro mi sta facendo scherzo perché. No, sono io. Guardi, Gesù, siamo a Capri Capri. servizi. No, mi dica la verità perché mi hanno fatto uno scherzo ultimamente che facevano una finta. Non è che è un attore Si lei. deve andare assolutamente, non si preoccupi. Lei ce l'ha un po' la faccia da commedie, con tutto il rispetto. Qualche partenza. Oh, mi scusi se non mi fido, scusa, siamo a Capri o a Ischia? Perché stiamo facendo una gag col signor. Capri. Siamo a Capri. Ha sbagliato, pensava, era convinto che stava a Ischia, non a Capri. Un'altra In piccola defiance. Signora, scusatemi, signora. Siamo a Capri o a Ischia? Capri. Davvero? Io è uno scherzo che mi sta facendo una scena. Capri. E invece il porto di Ischia, signor, dove sta? Sta telecamera. Allora, io ci abbiamo fatto un momento a pera alla bascia fino a qua. 50 km, comunque sta sfidula mi fa con furore, ma lei mi fa con surore, perché stiamo surate proprio imburpate. Io, Vincenzo e Domenico, ci abbiamo cagnato, ci abbiamo fatto una doccia e riprendiamo subito. Ci vediamo fra poco. Jeans la maglietta, faccia questa vola, Ma parliamo e sta semplicità. Ma tu non mi resta, dici che hai su guaglione e non la tieni ancora, a capo per amore. Tu 15 anni, ma sei già donna, che piccola d'età, non ti sacci ancora, nemmeno l'uomo, e da me ti sente già. Questa aria da bambina che tu hai, tu si guarda ma tu capisci un male ma pure capricci e smorti che mi faccio attaccare non passa. Grazie, è stato pietoso. Parliamo italiano. Oggi 24 luglio, noi siamo venuti a Capri, c'è sta giocando in capo. Ma nonostante questo andiamo avanti e già abbiamo superato 4-5 prove, tra cui una voglio che anche lo va a fare. Un attimo solo, scusa, puoi dire ciao Frank e Cerrone? Ciao, Frank e Cerrone. Frankie Cerrone. Sì, grazie. Che anche Runei mi chiama Cerrunei, che comunque è un mix tra Runei e Cerrone, non è male, uscirebbe un calciatore non. E consiglio al presidente della Venezia. Un altro gioco di prestigio per il nostro canale YouTube Frank e Cerrone Magie dal Meridione. Tu mi devi dare una moneta da 2 euro o da 1 euro, la moneta che c'hai tu dalla tua tasca non devi. Come my way, suka suka na na. Come on, sale ale. Quella suka mamma. Ora, vedete un attimo vi dico io dici Capri è bella ma i faraglioni lo sono di più. Capri è bella ma i faraglioni Benissimo, ora mettiti in questa posizione, ok? Bella, tesa, chiudi gli occhi e non sorridi. Hey brother, there's another suka mama turning. The sun will rise and in your eyes, the fire keeps on burning. Hey, come my way, suka na na. Come on, sale ale, with the suka mama. Hey, come my way, suka na na. Come on, sale ale, with the
Like I love. Salve, scusate, si può avere un panino con la porchetta? No. No. Un panino? È una scherza? Non facciamo panini. Un panino con la porchetta... Non è scherzo, niente. A posto. Bravo. Ma porchetta... Grazie. Grazie. Estate dove accadono le cose, incontri, scontri, ferite, cure, e lavarsi col mare, asciugarsi col vento, assaggio tutto, assaggio il morbido, il cremoso, il goloso, vado in bici, in barca, in bambola, parlo coi pesci, parlo con lei, parlo di cose che sto per capire, partiamo, non partiamo, nessun piano, ma sotto il sole il temporale, la festa planetaria, i conti li farò quando sarò tornato, mi devi quei baci e io un gelato al cioccolato. Ragazzi, un applauso, fate un applauso e salutiamo Frank il Cegrone, dai tutti insieme. Grandi ragazzi, grazie, vi devo un cono al cioccolato, 5 stelle cioccolato, un'estate italiana, anche questa prova è superata, siamo dei figli di puttana. Vincenzo Lungo! Vincenzo Lungo! Now hear this, you're the original Blanca, Conic, Master, Conic, beat up Superman, when him then at the comic, hear me now, Da dove vengono le persone a Capri? Diciamo tutto il mondo. Tutto il mondo. Tutto il mondo. A te personalmente cosa piace di Capri? Piace Capri, Piace Capri, piace diciamo panorama. Tutto piace. Tutto piace. Tutto piace. E quindi che consiglio daresti a chi deve venire? Che consiglio daresti a chi viene? Che significa? Se è una buona vacanza per i giovani? Sì, diciamo... Sì, diciamo... Tutti quanti, va bene qua. Perché, va bene qua. Diciamo. Tu pensi che per un giovane questa vacanza è fattibile o c'è bisogno di molto denaro per venire qui? Molto denaro ci vuole. Che qua è uno molto expensive. È molto expensive. Costoso. Isola. L'isola è molto, molto costosa. Sì. Quindi tutte le persone che vediamo in questo periodo sono ricchi. Sì. Ricchi. Ero molto expensive. È sempre costoso. Costoso. È sempre così il tempo? No. Cambiare. Cioè, meglio o peggio? Meglio peggio. No, dico, il tempo è meglio o peggio? Scusa. Allora. Cioè, adesso è un po' nuvoloso, tu che pensi? Cioè, migliorerà, non migliorerà? Buono tempo. Ok, non è cattivo? No. Ok. Va bene. Ti ringrazio. Prego. Iscrivetevi al canale di Frank e Chiarone. Iscrivetevi al canale di Frank e Chiarone. Grazie.
Abbiamo superato quasi tutte le prove, ce ne manca solo una, la più difficile, la scena di Titanic. Mo andiamo Port e andiamo a vedere come mamma fa. Ci dobbiamo uscire, in un modo o nell'altro ci dobbiamo uscire. Abbiamo altre 2 ore di tempo e quindi ci fatta così senza riloggi. Scusate, voglio una curiosità, ma chi si catena su terrazzo, no? Che lavoro farà? La droga! Ciao Rosa. Ciao Jack. Ti fidi di me? Mi fai male. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Adriano! Adriano! Allora ragazzi, 18:22, abbiamo il traghetto alle 19:10, prove superate, ce l'abbiamo fatta. Quindi Anna, ti devo comunicare che abbiamo vinto questa scommessa. Qualunque altro viaggio tu ci voglia far fare, noi siamo belli e disponibili. Se vuoi fare un'altra scommessa con noi, accettiamo la sfida a disposizione tua, va bene? Vi saluto ragazzi, spero che il video vi è piaciuto, ci abbiamo fatto veramente ammazzaccato 4-5, veramente figuracce così, però ci siamo divertiti. Ciao ragazzi, da Capri è tutto, Frank e Cerroni, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ciao!